Consorzio di Colli Orientali è un consorzio abbastanza ampio, ha circa 200 soci, quindi è anche abbastanza numeroso come numero dei soci. Le attività svolge quelle che sono le attività storiche del consorzio, quelle della tutela della denominazione, della promozione, ma io credo che i Colli Orientali in questi anni si siano distinti soprattutto per il supporto che hanno dato alle aziende nella ricerca, collaborando sia con l'Istituto Tecnico Agrario, che è qui a Cividale, sia con l'Università, con gli enti, l'ERSA, la Regione. Grazie a questo è stata data soprattutto molta importanza alla tutela dell'ambiente. Noi abbiamo in questi anni, oltre ad avere dei tecnici nel consorzio che ci hanno supportato dal punto di vista soprattutto della ricerca, come dicevo, soprattutto nei confronti dei consumatori, perché riteniamo che il rispetto dell'ambiente valga per tutti, non solo per quanto riguarda noi produttori. Ci sono dei progetti che prevedono il basso impatto ambientale, abbiamo intenzione comunque di continuare su questo terreno, perché vediamo che sempre di più c'è bisogno di tutelare l'ambiente, anche perché poi alla fine i prodotti che arrivano dalla campagna vengono trasformati in cantina e dobbiamo dire al consumatore quello che effettivamente stanno bevendo. Ho formato un progetto con i nostri tecnici con la denominazione VTS, che è proprio per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela. Fa parte di un progetto di agricoltura sostenibile che permette dei trattamenti sulle viti molto mirati, senza l'uso di particolari prodotti che magari possono inquinare più degli altri. Per quanto riguarda la produzione, come dicevo, si producono ormai circa 65-70% dei vini bianchi. Chiaramente non trascuriamo i vini rossi, anche perché fanno parte della nostra tradizione anche quello. Riserviamo una particolare attenzione ai vini bianchi perché possiamo andare sui mercati internazionali con un approccio diverso. Sta per nascere una DOC Friuli che ormai già da tantissimi anni che la stiamo aspettando, e credo che sia un passo decisivo per quanto riguarda la promozione del vino friulano in giro per i mercati del mondo. Andare sotto una bandiera, quella del Friuli, che comunque è riconosciuta a livello produttivo ma di serietà anche da parte dei produttori, ormai credo che tutti condividano questo sistema. Credo che per il 2016 questo progetto vada in porto e quindi partiremo con questa denominazione. Siccome il 2015 è stata una grande annata, naturalmente l'approccio non poteva essere migliore per poter partire con questa nuova denominazione. Naturalmente rimarranno anche le DOC storiche, perché questa DOC Friuli sarà di cappello a tutta la produzione. Una lunga e vincente tradizione. Passione e professionalità sono gli ingredienti fondamentali alla base del successo dell'azienda agricola Scarbolo di Spessa di Cividale, che coltiva con cura e dedizione la vite. Un'attività fatta di ottimi vini e grande attenzione per la vigna. Dalle viti esposte a sud-ovest e ottimamente ventilate si ottengono vini di eccellente qualità, autoctoni e non, tipici dei Colli Orientali. Uno staff che opera con dedizione all'interno di 22 ettari di vigneti, con una produzione annua che si attesta su circa 100.000 bottiglie. 19 le varietà di vini e spumanti a catalogo. In questo momento sta riscuotendo un buon successo la ribolla gialla, soprattutto nella versione spumante. Ma non dimentichiamo Cabernet, Schiopettino e Friulano, sempre molto apprezzati. A completare la gamma degli ottimi vini ci sono i bianchi, Sauvignon, Chardonnay, Pinot Grigio, Verduzzo Friulano e Picolit. Mentre la carta dei rossi si compone anche di Merlot, Refosco dal peduncolo rosso, Ronco di Canova, Franconia
e, da non dimenticare, il Pignolo, invecchiato oltre 4 anni. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti e ogni palato potrà incontrare quanto cerca. I mercati di riferimento sono quello locale e il Veneto, ma non si trascura nemmeno l'estero. Austria, Germania e Repubblica Ceca sono canali di export ormai consolidati.